Lunghi capelli castani, un fisico perfetto, un viso solare, lei è Stefania Bonanno, 33 anni, di Mogliano ma origini siciliane, un lavoro part-time e un figlio di 5 anni da crescere da sola. Fin qui tutto normale, se non fosse che Stefania ha conquistato da pochi giorni il titolo di Miss Mamma Sprint alle selezioni venete di Miss Mamma Italia. È un titolo, un aggettivo che mi caratterizza in pieno perché io sono una mamma super impegnata, lavoratrice part-time, però coltivo comunque tanti hobby. A conquistare i giudici la sua curiosa prova, un balletto mentre cucina. La fascia, che ora custodisce gelosamente in casa, per il terzo anno le consente di accedere alle finali nazionali del concorso, ma come è accaduto precedentemente, anche stavolta non sarà possibile per Stefania vivere l'emozione della finalissima. Quest'anno ci tenevo molto ad arrivare a Folgaria, alla finale nazionale, però ultimo momento c'è stato un contrattempo che non ho potuto assolutamente rimediare. Prossimo anno andrò fino in fondo, lo prometto. Un sogno che potrebbe aprire alla 33enne altre strade, oltre che rappresentare un traguardo personale molto importante perché, dice Stefania, la mia partecipazione vuole servire da esempio ad altre mamme sole come me. Premiamo queste mamme da sole che anche hanno voglia di lavorare, non soltanto di essere mamme, oltre che insomma prendersi ancora cure di se stesse.